Accelera l'export e le statistiche si illuminano, più 2,5% nei primi mesi dell'anno. Il Veneto, secondo solo alla Lombardia, è il leader italiano, più 13,5% nel paese, con prodotti venduti per quasi 40 miliardi, con un incremento su base annua dell'1%. Il saldo export-import alla notte di San Silvestro potrebbe vedere la Regione Veneto in positivo per 15 miliardi di euro. Allora, si accendono finalmente le luci sull'economia ai tempi della colossale crisi? In realtà no, ci sono ancora troppe ombre. Il problema è che il lato negativo è che c'è l'esportazione ma non c'è l'occupazione, questo è l'altro lato che ci preoccupa. Purtroppo in contraltare abbiamo i consumi interni che sono praticamente fermi. Fermo il PIL nel 2014 potrebbe migliorare a partire dal 2015. Come mercati di riferimento, l'area dell'Unione Europea si conferma, Germania, Francia, un forte più 13% verso il Regno Unito, crolla la Svizzera, ferma l'Ucraina con la crisi russa. 36 sono le aziende che dopo aver delocalizzato stanno tornando in Veneto, ma molti si spostano in Austria. Quindi vanno fuori perché costa meno la tassazione, perché l'assumere costa meno e questo è un dato preoccupante. A livello provinciale la crescita dell'export deriva dall'aumento delle vendite di Belluno, più 9,4%, Rovigo, Vicenza, Treviso, negativo il segno per Padova, meno 2,4%. Ma che la marca trevigiana, sempre così vitale, stenti ad uscire dalla crisi, lo dice anche la CISL. Dal lavoro del CAF emerge che i redditi annuali sotto i 7.500 euro lordi nel 2014 sono aumentati quasi del 15%. Crescono di oltre il 2% fatturato e produzione, ma l'andamento del mercato del lavoro non dà segnali di miglioramento. Consideriamo comunque le imprese venete degli eroi perché vivono in una nazione che non li aiuta a fare impresa.